Molte zone testimoniano ancora scenari da città fantasma permeate da silenzio assoluto, distruzione e terrore. Pareti distrutte, strade sventrate, conci di tufo ruzzolati a caso, mostrando la fragilità dell'uomo e dei suoi manufatti rispetto alla forza incontrastabile della natura. Un silenzio che urla, rimanda ad occhi sbarrati dalla paura, fughe verso l'istinto di sopravvivere a quel sisma che ha pesantemente colpito il Belice. Una serie di forti scosse, la prima alle 13:28 del 14 gennaio, con gravi danni a Montevago, Gibellina, Sala Paruta e Poggioreale. Una seconda alle 14:15, sentita fino a Palermo, Trapani, Sciacca. Un'altra alle 16:48 causò danni gravi a Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Sala Paruta, Salemi, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa e Vita. Nella notte, alle 2:33 del 15 gennaio, una scossa molto violenta portò devastazione e si sentì fino a Pantelleria, ma quella più forte si verificò dopo, alle 3:01, con effetti più gravi. Non ci fu mai un numero accertato di vittime, si parlò di oscillazioni tra 200 e 350 morti e i feriti oltre 600, gli sfollati circa 70.000, ma sono numeri con stime che arrivano a triplicare questi dati. E adesso, a distanza di 51 anni da quelle ore che determinarono la catastrofe e l'ecatombe, la protesta che viaggia su un hashtag, la città incompiuta. Per scuotere le coscienze e fare sentire la sua voce, il Consiglio Comunale e l'amministrazione guidati da Franco Valenti sono oggi a Roma per protestare e celebrare una seduta aperta a Piazza Montecitorio. Una protesta pacifica contro uno Stato che ancora una volta non dispone i necessari finanziamenti per il Belice. Ad un anno dalla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 50° anniversario, quando lo stesso aveva invitato il coordinamento dei sindaci ad andare a Roma per proporre soluzioni, ancora nulla di fatto. E anche il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha voluto ieri sostenere con un proprio messaggio di solidarietà il sindaco Valenti. La Regione siciliana, dice Musumeci, è al fianco dei cittadini di Santa Margherita di Belice. Al sindaco del comune agrigentino Franco Valenti e a tutto il consiglio comunale va la vicinanza del mio governo con l'impegno a fare nell'ambito delle nostre competenze tutto ciò che sarà possibile a difesa delle loro legittime aspettative in una battaglia di civiltà e giustizia sociale. Intanto, a 51 anni di distanza, il territorio è ancora massacrato dal devastante sisma e i cittadini vivono in situazioni di assoluta precarietà.